get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, bentornati anche oggi a Chiacchiere Caffè, un buon caffè, una chiacchierata e un approfondimento con un ospite, sempre molto interessante, speriamo per voi. Oggi abbiamo qui in studio Anna Rita Doardo. Ciao Anna Buongiorno Rita, a tutti, benvenuta. buongiorno, grazie dell'invito. Prego, figurati, un piacere averti qui, tra l'altro so che eri un po' raffreddata, Sì, infatti. quindi siamo veramente... Però non me la sarei persa comunque. Ecco, infatti ho avuto un attimo, ho l'occasione. detto non può mancare Anna Rita, perché insomma mi faceva piacere presentarti un po' ai nostri telespettatori, perché tu sei la presidente o presidentessa, come Come preferisci, vuoi. ecco, di un'associazione culturale dal titolo Liberamente Veneto. Sì. Si chiama Liberamente Veneto, quindi entriamo un po' così nell'argomento, di cosa si tratta? Guarda, Liberamente è nata, tanto Liberamente è proprio scritto liberamente, quindi... Ah, ecco, quindi un auspicio a liberare la sì, mente. esatto, proprio liberarsi il più possibile da schemi e stereotipi vari. Allora, quando quest'idea è nata, l'obiettivo fin da subito è stato quello di organizzare rassegne, per esempio, culturali, che ospitino autori, scrittori, intellettuali, giornalisti, che però abbiano tutti quanti la caratteristica di avere un messaggio nuovo, diciamo anticonformista, da dare ai lettori o ascoltatori. E l'idea della rassegna, diciamo con appuntamenti con l'autore, è nata perché ci sono tantissime persone che purtroppo non amano leggere, ma hanno comunque voglia di arricchirsi. Allora, per quelli che non hanno tanta voglia di leggere, sicuramente sentire l'autore che racconta e spiega il pensiero che poi mette nei libri è comunque importante, perché lo Certo. scopo è quello di far conoscere idee che uno può condividere o meno, ma che sicuramente devono arricchire. Per cui questi incontri che sono nati l'anno scorso e abbiamo girato tutto il territorio della provincia di sera, anche con la nebbia, vedevi comunque la gente prendere, uscire di casa e venire alle 9 a questi appuntamenti che io inizialmente ero anche un attimo Titubante. spaventata sul tipo di successo. Invece il successo c'è sempre stato, perché comunque quando il messaggio e l'autore è qualcuno che ha qualcosa di particolare da dire, ribadisco, puoi essere d'accordo o no con quello che dice, però ti aiuta a formarti anche un'opinione su un argomento e quello è importante, è un po' quello che a scuola non viene mai fatto, no? Quindi, Motivare spesso motivare magari cercando... alla lettura piuttosto Sì, perché noi che nei all'incontro. giornali su un argomento leggiamo bene o male sempre le stesse opinioni, perché pur cambiando le testate giornalistiche senti raccontare non so, la descrizione di un fatto, di un episodio, quasi sempre allo stesso modo. E invece ci sono tanti modi diversi di vedere le cose. Molto spesso quelli che hanno idee troppo diverse dalla maggioranza degli intellettuali da salotto non trovano accoglienza, no? E quindi sono meno conosciuti. E io invece voglio portare nei piccoli paesi della provincia padovana, in questo Sì. caso, proprio persone che vengono tenute, diciamo, un po' ai margini dai grandi intellettuali italiani, che poi non so, insomma, se abbiano veramente tutta questa originalità e che io Ecco contesto che un pochino. Rita Sì, giustamente no, fa una notazione, sì, li non contesto dico un pochino polemica, però perché giustamente. sì, credo che abbiano sempre tanto spazio e poco di nuovo da dire, poco di originale. Mentre E ci come mai sono... secondo te succede questo? Ma perché c'è una forma di lobby anche all'interno del mondo della cultura, dove vanno avanti, trovano spazio persone allineate con un certo pensiero, che non è necessariamente un pensiero politico di destra o di sinistra, però di sicuro o fai parte della grande cerchia del Corriere, quindi tutti gli intellettuali che stanno attorno a quel mondo, a Repubblica, e allora basta guardare anche tanti premi letterari, vincono sempre le stesse persone, è difficile che ci siano casi
diciamo, di persone non introdotte nel mondo che conta dentro la cultura, in cui trovano spazio persone emergenti. Allora, che ne so, magari un Marcello Veneziani o un Massimo Fini, che è un anticonformista, un quasi anarchico per eccellenza. Sì, beh, nomi comunque noti, però. Nomi noti, ma che molto noti, Sì. nel senso che sono sicuramente persone di grande rilievo a livello nazionale, editorialisti, saggisti, però non hanno la stessa visibilità che hanno tantissimi altri giornalisti e scrittori. E tu hai dato E io invece visibilità? voglio dare visibilità a questo. Mi piacerebbe che tra l'altro anche nelle scuole ci fosse questo modo di, quando chiaramente, non so, per insegnare la storia, no? Vengono sempre dati libri con autori molto di sinistra, lo posso dire perché mi sono laureata in storia contemporanea e quindi l'ho contestata già parecchio all'epoca questa cosa. E la contesto perché sarebbe anche giusto che se uno deve formarsi un'opinione su un fatto della storia, che poi ha sempre un collegamento con l'attualità, certo, ecco, attuali. perché ritorna sempre poi in qualche modo la storia, beh, sarebbe giusto che oltre all'opinione di uno storico di sinistra ci fosse magari anche una visione, un commento, un'interpretazione diversa di uno che non è che necessariamente debba essere di destra, ma che comunque abbia una visione diversa. Sull'8 settembre, su tante cose che continuano a tornare di anno in anno come momenti importantissimi della vita italiana, ma che non sono ancora mai stati spiegati. Quindi tu inviti in questo che ci modo sia anche a liberare la mente Sì. da troppi schematismi. Dopo ognuno si fa la sua quindi. idea, ma quando hai la possibilità di avere un'opinione e anche l'altra è più facile che poi ti rendi conto quale delle due è più vicina alle tue corde e al tuo modo di pensare. Certo, c'è più Altrimenti uno possibilità. assorbe in modo passivo e, e pensa che le cose magari siano andate necessariamente così, e a volte non è sempre vero, insomma, è questa cosa. Quindi Liberamente Veneto da questo punto di vista diventa una sorta di ginnastica mentale, esatto, di ginnastica e anche mentale. contro la pigrizia, quindi un po' anche una ginnastica fisica, perché tu fai muovere fisicamente delle persone pungolandole, diciamo così. È proprio questo. A ritrovarsi la sera in questa sorta di salotti letterari, alla fine diventa. Però molto, diciamo, la cosa bella è che l'autore, proprio è la prima cosa che chiedo quando mi confermano la disponibilità a venire, è la disponibilità che la gente dalla platea, insomma, poi faccia tutte le domande che vogliono. E che quindi ci sia veramente uno scambio tra l'autore e le persone che vengono ad ascoltarlo. Questa è la cosa importante, perché altrimenti l'autore verrebbe lì, spiega, racconta il suo libro, parte e se ne va. Invece non è quello, è proprio il fatto di avere una persona che non vedi in televisione, no? Nei soliti salotti, e che invece ce l'hai lì e puoi dialogare, come se, non lo so, ci fosse la possibilità qui, in una televisione come questa, di aprire le telefonate, no? Se ci fosse un autore e l'autore che risponde alle domande, ecco, un po' questo, cioè che ci sia un'interattività col pubblico, perché credo che quello lasci molto. Ma in questo senso ti senti un po' anche una talent scout o comunque una valorizzatrice di libri piuttosto che di autori? Proprio perché sono state create queste rassegne da un anno che mi stanno arrivando parecchi libri di scrittori che chiaramente non sono conosciuti, anzi molto spesso sono emergenti. L'ultimo è proprio di una scrittrice padovana, si chiama Anna Bellon e ha scritto Il labirinto degli specchi. È un libro di una grandissima forza per la scrittura, proprio insolita, capace di emozionare tantissimo. Ma è un romanzo? Cos'è? Sarebbe una serie di racconti che però in realtà sono collegati da un filo e quindi ti accorgi a mano che vai avanti che è un'unica grande storia. E la protagonista ha di bello che è una donna molto sensibile, dalle mille sfaccettature, e appena comincia a leggere questo libro, proprio per la forza della scrittura, ti viene da divorarlo, proprio perché ha, al contrario di tanti altri libri, moltissima forza di creare emozioni. Narrativa ed emotiva. Sì, e quindi la protagonista, che è una donna normale, non è che ci sia una grande storia che non so, piena di avvenimenti, avventure, colpi di scena. No, direi che le azioni del libro sono proprio le emozioni della protagonista, quindi molto molto bello e che merita, insomma, di essere letto. Che ci diventi un po' editrice, Anna Rita. Editrice non lo so, sarebbe una bella cosa, però un passetto alla volta
sono convinta che sicuramente il fatto di segnalare poi questi libri sia già importante. Ecco, tu li segnali sia magari con questi ritrovi tuoi dell'associazione culturale, ma li segnali anche a delle case editrici o a persone che conosci? Come funziona? Guarda, abbiamo segnalato solo una volta proprio perché era un libro di saggistica e quindi in quel caso avevo il contatto giusto per poterlo quantomeno mandare e segnalare. E, adesso per esempio nel caso di Anna Bellon ho scritto la recensione per il Mattino di Padova e quindi ecco Bene. in questo caso... Sei molto attiva quindi anche sì, proprio dal punto di vista della comunicazione poi. Sì, quello è un po' il mio pallino e Ti quindi piace, sì, è la tua decisamente passione. sì. E allora insomma in questo senso credo che vadano un po' aiutati ecco, gli scrittori emergenti a farsi largo e capire anche un attimo come funziona il modo di proporsi alla gente, perché quando hai scritto il libro, poi se il libro lo teniamo nel cassetto Fa muffa, o c'è solo in poverino. libreria, insomma sì, È diventa un un po' contributo difficile. intellettuale inascoltato, quindi da questo Esatto. punto di vista è Mentre gli sintomatico. incontri, sì, le segnalazioni via email, oppure insomma il passaparola, io sono sempre molto per le cose un Sì, po' è vero. all'antica, ma che comunque danno il loro risultato, Certo, ecco, quindi non c'è solo internet, ma c'è tanto il sì, passaparola è vero, i vecchi tra le metodi persone, sono sì, io intramontabili, ne è rimango vero. assolutamente convinta perché magari, ecco, adesso uno lo sente da me, solo per curiosità va a vedere, poi magari non lo compra, non gli piace, però intanto c'è una curiosità e quindi credo che sia, insomma, importante, ecco, Tu farlo. sei in contatto e penso possa vantare anche un'amicizia con Giancarlo Marinelli, giusto? Che è Sì, un che è giovane sempre... talento, ma ormai affermato, insomma, degli scrittori decisamente sì, è veneti. un vanto per il Veneto perché Giancarlo ha questa grande capacità narrativa, i suoi libri sono sempre stati dei successi, io ogni rassegna che faccio gli chiedo sempre di esserci e di essere il primo scrittore che apre la rassegna, anche perché l'ultimo libro di Marinelli è Non vi amerò per sempre e parla di una figura che per me è fondamentale, che è Gesù. Quindi ogni rassegna mia inizia con questo tema. Prima questo contributo sì, a questa persona che per me muove tutto e Certo. quindi l'associazione chiaramente non è diciamo confessionale, però di sicuro la mia impronta porta molto sì a valorizzare La la figura di figura Gesù Cristo, sì. di Gesù, quindi è E, diventato un po' un filo conduttore, un'impronta, no? Che sì, tu sicuramente dai. mi piace che sia lui ad aprire le Beh, direi che rassegne, non c'è sì. figura, No, voglio dire, infatti, anche perché, insomma, più visto che sono importante. anni in cui viene costantemente attaccato da libri che vanno alla ricerca di tipo Augias, che vanno sempre a cercare di demolire certi capisaldi che sono invece fondamentali, Perché beh ricordiamo, per allora... chi non lo sapesse da casa, Augias per esempio cos'è che... Augias per esempio ha scritto ormai mi pare 2 o 3 libri dove va a fare delle inchieste sul cristianesimo, quindi la figura di Gesù Cristo, se è realmente esistita, il rapporto con la Maddalena, insomma Quindi tutto con un questo approccio un po' filone scettico, se vogliamo, molto molto scettico, scettico. anzi molto molto scettico, che chiaramente a me non piace, Non ti ci non lo riconosci. condivido, esatto. E quindi insomma trovo giusto, avendo un'opinione completamente diversa, invece di cominciare io con una persona che ha scritto Ecco, un direi giovane, perché poi tra l'altro Marinelli ha sì, è giovanissimo. 35-36 Sì, anni, sì. quindi ecco che ha dedicato un libro a questa figura su cui francamente non è tanto facile scrivere, per cui No, è molto ecco, è molto impegnativo e impegnativo e insomma credo che ci quindi... voglia una E guarda, ti garantisco preparazione. ogni volta che c'è lui ospite, a parte la grande capacità che ha di raccontare e quindi anche quello magari Certo. sì, aiuta, Aiuta giova, molto. però anche molte persone, non so, presenti in sala durante gli incontri che non necessariamente, anzi spesso non sono credenti, beh, ne escono sempre con Arricchiti. domande, cioè proprio li vedi che colpisce. Ecco, il messaggio di Marinelli colpisce ed è, Sì, per me è credo importante quello. Poi sia non è che uno debba per forza cambiare, però quello che dicevo prima sicuramente fa accendere accende, delle lampadine, certo, ecco, una sì, sì. lampadina, Quindi ripeto, come una ginnastica. per me ottenere questo risultato è già importantissimo, dopo uno fa quello che vuole, però Insomma, una credo vita. sia una cosa importante, insomma, Dai quindi decisamente un grande contributo comunque anche alla sì. formazione sia anche culturale, Sì, letteraria guarda, a sul me sarebbe piaciuto anche territorio. moltissimo avere Antonio Soci, però
non partecipa quasi mai a rassegne, non si muove da Firenze, adesso vabbè c'è anche il problema familiare della figlia, però so c'è un altro che ha questa grande capacità di parlare di temi che normalmente appunto vengono denigrati dalla cultura. Diventi un po' quella una Giovanna ufficiale. d'Arco Sì, di chi insomma in di qualche carattere modo, ce vero? l'ho. Sei molto combattiva, Anna Rita. Sì, molto, forse anche troppo. Anche A volte, troppo. No, ma a volte forse a mi volte chiedo se è più una tutta la maschera. passione che ho, sì, ecco, A volte è una appunto, poi maschera, c'è poi sarai eh, sicuramente... Infatti la mia così, passione, combattività, poi alla fine va in contrasto con quella che è la sensibilità che mi Sì. ritrovo ad Chi ti avere, no? conosce sa, insomma, che sei Ecco, una persona quindi sensibile. io tanto dico, ma perché non me ne sto buona e tranquilla che No, ma quella è la forse passione, non no? mi La vera farei, lo passione che so, però dopo a volte porta a sai, esternare, insomma. a Sì, c'è un prezzo da volte sì, pagare, c'è un prezzo da probabilmente. pagare. Grande passione quindi per l'impegno culturale, ma hai una grande passione anche per l'impegno civico e la politica, no, Sì, Anna Rita? sì, Da sì, questo punto di assolutamente, da vista, sempre, da perché sempre anche ti la mia muovi. tesi era già in tema politico, essendomi laureata in storia, e anzi direi che mi sono mangiata anche proprio dei punti della tesi, proprio perché insomma non era, In linea non era con molto in linea con il relatore, il professore, vabbè, insomma, l'impronta comunque universitaria della sì, facoltà, no? chiaramente era molto di sinistra la facoltà, io non avevo Per chi non quell'impronta. l'avesse capito, non è esattamente Quindi di quella mi corrente, sono ma... sempre per le mie idee, poi alla fine, vabbè, insomma, ho dovuto tralasciare qualche punto, ma non Ma importa la perché... coerenza paga, Anna Rita, alla Ah beh, fine? guarda, personalmente sì, a me addirittura dà una soddisfazione che, ecco, nei momenti in cui magari ti ritrovi in difficoltà proprio perché sei andata contro qualcuno, hai preso delle posizioni che ti ostacolano, però ti senti di un bene, Ti senti più forte ti anche, senti no? proprio in pace con te stessa, cioè sai che quello che dovevi fare l'hai fatto, l'hai detto, ti sei anche battuta. Dopo, insomma, se le cose chi hai di fronte le capisce bene, se ti ostacolano, va bene lo stesso, lo sopporti proprio perché c'è questa Certo. convinzione Ma cosa pensi della politica che al mi femminile fa... oggi? Ah, quella Come siamo femminile. messe con le quote rosa, insomma, la figura della donna in politica oggi? Ma non lo so, credo che ci siano donne molto brave, molto preparate, però che non ci sia mai stato investimento da parte dei partiti nelle scuole di formazione che riguardassero anche gli uomini, perché c'è una classe dirigente in giro che fa spavento, e questo sia a destra che a sinistra, al centro, sopra, sotto, ovunque. Diciamolo Ecco, cioè chiaramente. proprio non c'è formazione politica e quindi c'è tanta Improvvisazione. improvvisazione che mi spaventa, perché poi sono persone che devono amministrare, che devono... Quindi questo insomma non mi piace, mi piacerebbe che ci fossero proprio scuole di formazione politica per donne e per uomini. E per le donne credo che l'incapacità di collegarsi tra di loro è ostacolata in modo forte, insomma, dagli uomini, perché poi C'è pare che molta competizione al femminile. c'è moltissima competizione, però è anche, insomma, penso che la competizione al femminile non sia comunque alta come quella che c'è tra le donne e gli uomini, perché comunque sono sempre loro che detengono i posti Di più potere. importanti, da dove possono decidere tutto. Quindi le donne che sono riuscite ad affermarsi, brave, bravissime, però se le guardo o sono imprenditrici già affermate nella vita, passate e prestate alla politica. Allora, Marcegaglia? Stai beh, pensando? lei però non è Non è realmente esattamente esatto, no, ci però... sono diciamo parecchie donne che arrivano dal mondo dell'imprenditoria e che chiaramente avevano il physique du rôle per fare e prestarsi alla politica. Mi piacerebbe che ci fossero, beh, certo, ecco, non donne improvvisate, Ma stai pensando alle mentre... veline o cose del genere, Ecco, a perché qualche questo non l'ho nome? mai tollerato, cioè non riesco proprio a concepirla Quindi la come polemica idea. recente dei Ma non sai perché sia una cosa del PDL, perché penso che la stessa cosa, magari una non è velina, ma è, non lo so, con un altro lavoro, ma se non ha la formazione politica e amministrativa alle spalle, perché deve andare avanti? Questo non riesco a capirlo, cioè non è che se uno proviene dal mondo dello spettacolo non deve fare politica, faccia politica, ma c'ha formazione? No, e allora lasciamo andare avanti chi Eppure ce ci l'ha. sono Invece non noti funziona così, ma comunque... ministri che... Sì, che per carità comunque stanno svolgendo un ottimo lavoro, perché quello Questo. della Carfagna e della Gelmini a me finora piace, Ecco, quindi quindi va mi piace detto moltissimo la legge sullo comunque. stalking che è Sì. passata e la ritengo importantissima, ce n'era bisogno.
Sulla scuola credo che sia stata una riforma talmente coraggiosa che nessuno dei governi precedenti ha mai avuto, soprattutto quelli di sinistra che poi hanno sempre tanto sbandierato l'impegno per la scuola, dove si sa insomma, che anche molti professori votano a sinistra. Certo. Ecco, loro questa riforma così decisa e così impopolare, se vogliamo, non hanno mai avuto il coraggio di farla, eppure ce n'è bisogno, perché io che ho studiato e ho fatto lettere mi sono sempre chiesta cosa sforniamo laureati in lettere se poi i posti per l'insegnamento non ci sono, quindi andava prima o poi regolamentato il sistema e quindi operando con dei tagli. Certo è un dramma per chi si trova adesso a scavalco tra il precariato e la cattedra, diciamo, il posto quello a cui Certo. doveva arrivare. Però era una riforma, insomma, ribadisco, che doveva essere fatta, quindi il coraggio di questa giovane ministra c'è. Quindi nessun pregiudizio, voglio No, dire, no, sulla no, provenienza, no, però guarda, sulle un due invito ministre, alla preparazione. sulle due ministre comunque. assolutamente no, ti dico appunto mi Certo, ti piace come stanno piacciono. lavorando e quindi no. No, mi riferisco più in generale proprio al fatto di dire prendo una donna solo perché magari ha un determinato cognome oppure ha una certa visibilità e allora La la spingo. metto in politica perché appunto proviene da, non lo so, il mondo dell'imprenditoria oppure di una famiglia importante. Allora queste cose non mi Non ti piaceranno mai piacciono. perché sono non meritocratiche e quindi non c'è il merito, ma siccome in Italia il concetto di merito sappiamo che è qualcosa che per adesso insomma è ancora Già, abbastanza lontano lontano, ci avere- adeguiamo al sistema e sperando insomma che più in là qualcosa cambi e se qualcuno comunque pensa che io solo perché non faccio politica attivamente dentro un ente sì, non continuerò a battermi a fare le mie cose insomma Quindi politicamente. non pensi di candidarti come governatore Ah, della beh, sì, Regione Veneto? sicuramente. No, perché qualcuno mi dice, ma una donna come governatore della regione, insomma, Beh, guarda, magari un domani... in regione ci sono due bravissime donne che sono l'assessore Maria Luisa Coppola Mhm. e l'assessore Elena Donazzan. Sì, le conosco. E sono veramente brave e competenti, con lunghi anni di Quindi, militanza, prima politica se devi fare e qualche poi... nome, eventualmente. No, lo faccio solo nel loro caso come donne, nel senso che loro veramente hanno la preparazione prima politica e poi amministrativa fatta sul campo e infatti i risultati si vedono, cioè queste sono donne che meriterebbero di dover andare avanti, ma proprio perché sono in gamba, sono brave, quindi Bene, hanno... quindi tu porti avanti il tuo Solo impegno chi... culturale con Liberamente sì. Veneto, Galan può stare tranquillo per ora che è una Rita Doardo. Ah, sì, guarda. Non vuole scalzare, insomma, il suo No, la posto. Edoardo Non è proprio... quella la tua ambizione? No. Ecco. Guarda, la mia ambizione è quella di continuare sicuramente a frequentare il mondo politico, a fare la mia militanza politica, quello sì, perché l'ho sempre fatta e non vedo perché non dovrei continuare. Finché mi piace o ho voglia di farla, insomma è anche giusto che uno possa continuare a farlo. Quanto a candidature o altro, credo che proprio non mi riguardino, ma neanche, sai, dalla più piccola... Certo, ci si può impegnare moltissimo, comunque Sì. essere in prima linea anche Sì. attraverso altri Altri sistemi, altre sistemi, vie, esatto. insomma, sicuramente. Anna Rita, il tempo fugge, come sempre, io ti ringrazio tantissimo di Grazie. essere stata con noi. È C'è stato in un chiusura grandissimo piacere. della prima parte del programma, vuoi, non so, comunicare qualcosa sul tuo impegno, nuovi appuntamenti per Liberamente Veneto? Sì, i nuovi appuntamenti saranno una rassegna di incontri sull'ambiente in questo caso, quindi per sentire un po' di cose nuove, Quando curiosità. andranno, come date? Lo stiamo definendo, dovrebbe essere verso marzo, insomma, Va l'inizio, bene, per ti cui però ti seguiremo, farò sapere mi che farai così sapere perché sono magari curiosa. puoi comunicare gli appuntamenti, mi Assolutamente. faresti una grande cortesia. Non mancheremo, Anna Rita, grazie tantissimo Grazie di a essere voi, stata con noi. grazie a tutti quanti. Cari amici da casa, mi raccomando, un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo con un'altra ospite graditissima. Tra poco, non mancate. A più tardi. Presidente del Tifocino. Amici, bentornati in studio. Dopo la prima parte della trasmissione siamo qui ora con Chiara Girello Azzena. Ciao Chiara, benvenuta. Salve, buongiorno. Per chi ancora non lo sapesse, perché è una bellissima signora molto conosciuta in città, Chiara è presidente del Team for Children, giusto Esatto. Chiara? Che è un'associazione onlus che
si occupa moltissimo dei bambini, in particolare malati. Vuoi parlarci un po' del tuo impegno di questa associazione? Sì, ti posso dire com'è nata? Certo, tutto. Siamo curiosi perché insomma fossero così numerose le associazioni, insomma ci sarebbe sicuramente più Allora, pace per i bambini. esatto. Io da diversi anni frequento il reparto di oncoematologia pediatrica del professor Zanesco e lì presto un servizio di volontariato, aiuto in particolare il maestro della scuola elementare perché mi diverto. Ah, quindi il divertimento è alla base Sì, sì, comunque, sì, con i giusto? bambini mi diverto, coloriamo, facciamo i compiti e quindi così. E per il professor Zanesco io ho sempre organizzato anche gli eventi di beneficenza e raccolta fondi. E la situazione lì è un po' particolare, nel senso che tutte le cose in più e anche non in più vengono comprate, acquistate e supportate da donazioni. Mhm. Perché chi non l'ha visto, io lo descrivo, il reparto è veramente un hotel a 5 stelle, cioè un reparto con tutti i comfort per i genitori, per i bambini, però questo costa, Certo. costa e purtroppo la regione, l'azienda non può come dire, incaricarsi di Sostenere. queste spese e quindi organizziamo questi eventi. All'interno del reparto ci sono diverse associazioni, come si sa, l'AI, la Fondazione Città della Speranza, e io che aiutavo il professor Zanesco. Se non che è nato il Team for Children come squadra di calcio. Ecco, avevo sentito che Esatto. avete organizzato delle partite del Sì, cuore, sì. giusto? E con questa squadra abbiamo organizzato diverse partite. Strada facendo ho incontrato due persone molto motivate e piene di entusiasmo che sono Igor Barbazza, Sì, che lui è un attore attore. Mediaset, Sì. è un protagonista di 100 vetrine, Mhm. e un imprenditore trevigiano, Thomas Della Torre, che mi hanno aiutata per una partita, hanno detto ma dai facciamo l'associazione, ma dai chiamiamola Team for Children. Poi hanno iniziato un po' a tempestarmi sia da Mediaset, quindi dalla sede di 100 vetrine, e l'ufficio stampa, ma dai, ma falla, che ti aiutiamo per la pubblicità, e così è nato il Team for Children. Beh, quindi hai avuto veramente una grandissima Sì. così, Sì, soddisfazione sì, anche sì, per questo sì, successo corale, sì, no? sì, Addirittura. loro, Igor mi supporta al 100%, nel senso che lui è praticamente il mio testimonial, quindi lui anche adesso è stato a Napoli, hanno raccolto in questo centro commerciale, non ti dico quante cose per l'ospedale, macchine fotografiche, guarda sono partiti gli scatoloni sabato e dovrebbero essere in arrivo, dai pastelli alle gomme e a delle cose che io avevo richiesto, loro sono riusciti insomma a farsele regalare. Come degli angeli custodi Sì, per questi perché, bambini. sì, perché poi loro giocano nella mia squadra, quasi tutti gli attori, le ragazze sono le madrine, quindi come dire, sono un grande aiuto per me, sai perché? Da sola non ce la puoi fare, No, no, ecco. no. Poi tu lavori in televisione, tu sai benissimo che la televisione comunque è un veicolo molto importante per trasmettere alle persone quello che fai e perché lo fai. Quindi è nata così Team for Children. E quindi in che anno, forse l'hai già detto, in che anno è nata? Che esiste sono 5 anni, però che io vedo che l'abbiamo sei... registrata è da un anno. però è da 10 anni che tu sei impegnata Sì, sul sì, fronte del sì, volontariato, sì, vero? perché io ho una grande ammirazione per il professor Zanesco e per il Che adesso è professor in Carli. pensione, giusto? Sì, ma c'è il Quindi professor Carli, guarda, che è come lui, quindi sì. ecco, direttamente Sì, insomma è sì, è entrato... come lui, sono delle persone fantastiche dove è impossibile non credere, hai capito? Poi abbiamo delle dottoresse che sono delle rocce, perché frequentare quell'ambiente non è semplice, sai? No, e infatti mi domando, insomma, la forza che comunque ci vuole per mantenere il sorriso, no? Di fronte a situazioni comunque dolorose, tu ne vedi tanti Sì, di bambini malati. sì. Bambini malati, bambini che ci lasciano, bambini che guariscono, perché non so se hai visto sui giornali che premieranno il bambino più buono del mondo, un bambino che si chiama Andrés Sì? ed è un bambino che è guarito, un bambino Che bella peruviano, sì, notizia. un bambino E hai seguito peruviano tu questa adottato, sì, cosa? sì, sì, sì. E E adesso lo premiano il 13, anzi siete invitati, se Sì? volete vi lascio. Il 13 di novembre? Sì, lo premiano a Fossò, nella sua scuola elementare. Ah. Ieri era a casa mia, guarda, è guarito, quindi insomma lo pubblicizziamo anche per dare una speranza agli altri bambini che magari in questo momento stanno attraversando proprio il pieno
della terapia, hai capito? Ma più o meno quanti sono i bambini nel reparto? Nel reparto ci sono praticamente 27 posti sempre pieni, Purtroppo. 5 camere sterili sempre piene, Mhm. però dove sono io, che è il day hospital, c'è un turnover pazzesco. Cioè. Ma tu ogni giorno No, io vado, come ho dei giorni funziona? fissi, Sì. siamo in diverse volontarie, ci turniamo. Ah. Io sono quella un po' che salta un po' di qua, un po' di là, perché... Sì, perché devi anche fare promozione Sì, comunque, quindi sì, sei sì, proprio l'organizzatrice, sì. la testimonial. Esatto, poi porto delle cose che ci regalano, raccolgo donazioni e poi c'ho sempre... Però ho dei giorni stabiliti, fissi, in cui non manco mai, cioè evito proprio Sei di comunque prendere la impegni. fatina, diciamo, Cari buona miei dei bambini, bambini. li adori. Beh, tra l'altro credo che tu respiri un po' da quando, insomma, ti sei anche sposata con tuo marito, giusto? Quello che è l'aspetto, l'importanza della salute, perché tuo marito, ricordiamolo, è il professor Azzena, è chirurgo e oncologo della donna, Sì, ginecologo, sì, lui giusto? fa chirurgia della donna, oncologia della donna. A Conegliano, Sì. quindi comunque donne, bambini, hai sempre avuto, credo, un interesse anche a livello di famiglia, no? Certo. Poi io l'ho avuto il cancro, quindi so cosa vuol dire Ah, essere ecco, questo ammalati. non lo sapevo, quindi Sai, hai quando vissuto fai in prima questo percorso persona. poi è anche più semplice capire gli altri. Tu hai vinto la tua battaglia, Sì, sì, comunque, sì, sono Chiara. passati 9 anni, quindi Beh, è una bellissima notizia e quindi direi hai che sto bene. pensato di mettere a frutto, insomma, anche questa tua esperienza dolorosa ma di Sì. successo per portarla anche ad altri Sì, bambini. sì, è molto importante perché a parte che quando tu attraversi una malattia importante ti sensibilizzi molto, ti si aprono dei canali, no? Delle finestre Sì, nella sì, mente sì, e nello sì, spirito sì, sì. comunque. Quindi sei più tollerante, ti basta uno sguardo per capire cosa prova, perché sai anche i genitori, i bambini lo certo. vivono un po' inconsciamente se sono piccoli, ma lì ricordiamoci che arrivano sino a 18 anni, quindi... Quindi in un'età di grande consapevolezza, Sì. purtroppo, magari Li della vengono malattia. supportati da 2 psicologhe bravissime, dalle professoresse, perché si diplomano anche i ragazzi da noi, danno l'esame di Quindi fate anche il maturità. supporto Sì, scolastico, sì. psicologico, scolastico, Dalle interiore. elementari alle superiori, sono bravissimi anche i professori, Sì, no, guarda, sì, sì. davvero. Sono dei militanti, Sì, insomma, sì, di tutto sì, quello perché che non è. è semplice, sai, arrivi e cerchi un bambino, magari non c'è più, oppure, No, sai, credo che parlarne ancora davvero non restituisca no, l'impegno assolutamente. quotidiano, non No, permetta no, di, no, no. insomma, descrivere fino in Sì. fondo quello che è, insomma, questa grande passione che comunque ci mettete. Sì, perché poi quando entri in quel circuito è difficile uscirne, perché conosci i ragazzini, conosci i genitori, si creano delle amicizie e quindi vedo signore che sono là anche da molto tempo prima di me, che nonostante magari hanno un'età un po' più avanzata della mia, però continuano a venire perché Si ti crea ripeto, sì, si creano... un'empatia, sì, sì, un feeling anche sì. nella solidarietà, insomma, Esatto, di queste sì, sì. situazioni. Ma poi tu hai 3 figli, 3 ne ho, giusto? sì. Adorati, quindi insomma anche per loro nel momento in cui hai dovuto affrontare la tua battaglia penso che tu ti sia fatta ancora più forza, Sì. insomma, perché quando ci sono poi dei figli, bambini, l'adulto deve farsi carico comunque. Sai, secondo me lo fai per loro, cioè io ho avuto molta paura per loro perché cioè, noi sappiamo tutti che la nostra vita è un attimo, oggi ci siamo, domani no, però quando hai dei ragazzi da crescere, sai, pensi molto a loro e ti danno loro, secondo me, la forza per superare tante battaglie, ovviamente che siano superabili perché purtroppo non sempre si può guarire. No, purtroppo non c'è Sì, sempre il lieto fine, sì. però vale sempre la pena combattere, no, Chiara? Esatto, In questo mamma mia. senso. Ma tu sei stata combattiva fin da ragazza? Cioè, comunque così Sì, 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 ho sempre il avuto un carattere è carattere, sì, ho determinante, lavorato quando ero più giovane nel campo della moda, che è un ambiente di lupi, nel senso completamente che... diverso dal campo Sì, del sì, sociale sì, dove lavori oggi. sì. Ma tu di dove sei, Chiara? Io sono della provincia di Rovigo, di Portoviro. Comunque, insomma, delle nostre parti, Sì, 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 venete, sì, sì, diciamo. Veneto. Poi ho lavorato a Mentre tuo marito è Bologna. sardo. Sì, lui è di Olbia, Ecco, la mia simpatizzo seconda per i patria. sardi perché anch'io Certo. col mio cognome chiaramente non Sì, a sono, parte che la anche se Sardegna... sono nata qui, insomma mi sento comunque veneta, Vai però spesso tu in Sardegna? ogni estate se Anch'io, posso, il sì. mal di Sardegna rimane, insomma mio Dai. padre
ama tornare ogni anno, abbiamo una casa, quindi anch'io se Bello, posso non bello, sì, manco, sì, sì, insomma. sì. E quindi dicevamo, sei di Rovigo, fin da ragazza lavoravi nel campo della moda Sì, prima. avevo sia un piccolo laboratorio artigianale che lavoravo poi con una ditta di Bologna, con Moschino, con Le Copain. Anche quei mondi sono dei mondi, sai, dove se non tiri fuori le unghie... non Homo dir- homini lupus si brava, dice, no? brava, brava, Quindi brava. Proprio sicuramente così. penso che il registro delle cose che provi dentro oggi in questo ambiente, insomma, del volontariato sia veramente agli antipodi Sì, con sì, quello sì, che sì, hai sì. vissuto nella moda. Sì, Però sì, lì sì. forse hai imparato a tirare fuori anche gli Brava, artigli. questo il riferimento era infatti al mio carattere, Esatto, sì. lì hai Sì, imparato sì, così a saperti difendere, poi hai messo la tua forza sì. acquisita al servizio poi Esatto. di cause, diciamo, più elevate. Mm. Senti, so che c'è un appuntamento importante, giusto, al Sì, ristorante Altezzon, sì, se non è il sbaglio, di Campo San Piero. quinto galà, Ecco, quinto galà di sì, beneficenza che una è mia esattamente creatura. tra poco, a fine È il novembre, giusto? 28 novembre al ristorante Altezzon, Mhm. cambiamo ogni anno la location perché io preferisco che i miei ospiti vedano anche nuove situazioni diverse e faremo questo galà con un menù strepitoso come sempre. Esatto. Avremo... Se ci penso si sì, sa sì, che sì. sono una Puoi buon venire, gustaia. puoi venire. Sì, no, ti ringrazio. Poi io Puoi sto a venire. Cadone, che quindi conosco bene anche il Potresti, ristorante sì. Altezzon, insomma, Dove dalle mie è bello, parti, da si mangia da Luciano. Luciano, è Esatto, Luciana. che salutiamo. E Luciana? Luciano e Luciana. Bene, tutto un Lì, programma. esatto, lì faremo questo menù eccezionale perché voglio che le persone quando sono sedute a tavola fare beneficenza, però anche cibarsi bene e mangiare bene. Insomma, È importante. giustamente, anche passarsi una bella serata per una buona Esatto. causa, insomma, Sì, sì, sì. non stride. No. E abbiamo Eddie Bosco di Zelig che animerà tutta la serata, batterà l'asta Ah, beh, e abbiamo quindi delle cose molto belle da mettere all'asta. Poi ci sono i True Voice, che sono un ovvero? gruppo gospel, però loro fanno un gospel Ah, molto quindi True jazz. Voice come vera voce, Sì, bella voce sì, in sì, inglese. Ah, sì, ok. i True Voice. E loro, siccome faranno un concerto in collaborazione con me, te lo anticipo, a febbraio, Sì, speriamo. verranno per dare un piccolo assaggio ai miei ospiti, quindi dal vivo canteranno, sono, guarda, Stupendi. sì, sono perché non è il gospel classico, è Mhm. un gospel un po' soul, un po' jazz, hanno un Un maestro po' che... rivisitato da altre Sì, hanno contaminazioni. questo maestro Alejandro Martinez che è un fenomeno Che è secondo me. spagnolo, Sì, argentino? sì, Spagnolo. sudamericano. Ah, sudamericano, Sì. ecco. E loro verranno proprio per i miei ospiti, quindi faranno questa introduzione, poi Eddie animerà la serata, ovviamente ci saranno i ragazzi di 100 vetrine perché Perché adesso hai creato, insomma, sì, loro questo vengono, sì, sì, sì. canale, ecco, a livello di comunicazione d'immagine è di forte impatto comunque, Sì, degli attori comunque di una soap importante, sì. molto seguita soprattutto dalle donne che si sa che sono il motore Sì, comunque poi della alle 2 del sensibilità. pomeriggio, sai, sei magari lì che pulisci il tavolo, che lavi i piatti, sono seguitissimi veramente dalle donne, ma hanno veramente un gruppo proprio, come si dice, un traino molto forte Sì, sì, loro, eh. verissimo, perché comunque si sa, insomma, un personaggio positivo, anche se si sa che recita un attore, Sì, viene percepito comunque come magari un testimonial perfetto, sì, insomma, per sì, campagne umanitarie. proprio. Poi lui è un ragazzo, non so, tu non lo conosci, Igor, Non vero? di persona, spero, però Spero, guardo io te lo 100 farò vetrine conoscere. ogni tanto, Lui è perché Damiano quando si Bauer. digerisce un attimo di pausa Esatto, davanti alla vedi? televisione, esatto. Lui è Damiano Bauer, che è questo Ah sì, ho ispettore. capito. È un bellissimo Un bellissimo ragazzo, ragazzo, sì. E esatto. la cosa che colpisce tutti è che è un ragazzo pulito, quasi ingenuo, No, no, ma direi. si vede anche nel ruolo che interpreta, Sì, no? Ha sì. questi Lui occhi è... buoni. Sì, sì. Ci Molto siamo buoni. visti che abbiamo l'ufficio stampa a Milano Mhm. giovedì e lui è ancora lì perché è giovane. Dai, Chiara, ho detto... E mi tira, mi molla, gli dico ti prego Igor, facciamo le cose serie, è proprio un bambinone, sai? Sì, un puro di Sì, sì, cuore. proprio ti dico Quindi, quasi ingenuo, veramente. beh, quindi ci Quindi sarà lui porterà qualcuno degli altri ragazzi, altri sicuramente ragazzi, potrebbe essere Raffaello che è Balzo, un altro ragazzo anche lui dal viso molto uguale a lui. pulito, vero? Bravi ragazzi, quindi Cioè, insomma, vengono a casa mia e cosa fanno? Giocano alla PlayStation.
Ah, ecco, beh, insomma fai una sorta di asilo per adulti. Si mettono là con la PlayStation, dai, con mio figlio non esiste, guarda. Vabbè, insomma, penso che comunque, visto che vivi anche situazioni dolorose per i bambini, avere anche un po' di divertimento, di solarità da Sì, parte di sì, questi sì. ragazzi ti dia ulteriore forza. Sì, sì, sì. Ecco, quindi cena di beneficenza al Tezzon di Campo San Piero il 28 Sì. di novembre, non mancherò, insomma, No, mi farà piacere anche conoscere magari, questi tuoi magari, amici, insomma, magari. sicuramente. E c'è qualche partita del cuore che sta organizzando? No, abbiamo l'11 in collaborazione con Sky, L'11 novembre, quindi prima, a Veronello, dove si allena il Chievo, in collaborazione con Panchina Doc Triveneto, e chi vuole informarsi deve solamente aprire il sito Panchina Doc. Ci saranno delle premiazioni, premieranno gli allenatori che si sono distinti nel mondo del calcio, quindi anche l'allenatore del Padova verrà premiato. Bene. Tutta la serata è una serata praticamente a scopo benefico per il Team for Children, riprese in diretta di Sky, e lì potranno vedere anche il numero IBAN per le donazioni, perché scorrerà sotto a tutta la ripresa della serata. Bene. Quella sarà anche una bellissima serata. Beh, a noi di Chiacchiere Caffè farà veramente piacere comunque seguire il tuo impegno così nel sociale con i bambini, quindi comunicaci, mi raccomando, tutti gli appuntamenti che vedremo anche noi di esserci. Ecco, siamo a ridosso dell'ora di pranzo, non so se anche tu come al solito hai sempre fame, anche tu hai un po' di fame. Sì, ma ho già mangiato una brioche prima di entrare. Prima per non avere il calo di zuccheri. Poi avendo ricordato insomma anche l'ottima cucina del Tezzon, Mamma mia. la fame impazza, quindi come al solito, non so se lo sai, noi ogni giorno proponiamo ai nostri telespettatori una rubrica di gastronomia con delle ricette speciali. Oggi amiche da casa, ma anche amici perché anche gli uomini si dilettano a cucinare, vi proponiamo il fegato di vitello al sangue morlacco, che è una ricetta particolare, invito tutti a provarla e a degustare insomma le ricette che ognuno si prepara. E amici, mi raccomando, vi lascio la ricetta e ovviamente vi aspetto domani alle 11 con Chiacchiere e Caffè, il salotto di Telechiara. Altri caffè e altri ospiti. Grazie per essere stati con noi, a domani. Anche per quest'oggi abbiamo il piacere di trovarci nella cucina del ristorante Antica Trattoria Ballotta in compagnia di Emanuele Guariento. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a tutti. Chef addetto ai secondi, giusto? Certo. E giusto di secondi parleremo anche quest'oggi con una rivisitazione di un tipico piatto veneziano. Che cosa ci vai a proporre? Sì, andiamo a preparare un fegato di vitello con il sangue morlaco di Luxardo, che tra l'altro è qui a poche centinaia di metri da noi. Benissimo, allora un piatto davvero curioso, voi sapete già che cosa dovete fare, tirate fuori carta e penna perché arriva la lista degli ingredienti. Allora, carissimo Emanuele, per quante persone prepariamo il nostro fegato? Per le classiche 4 persone ci vogliono circa 300 grammi di fegato tagliato a listerelle, una cipolla tagliata a spicchietti sottili, un po' di sugo di arrosto, prezzemolo tritato e sale e pepe. E qui abbiamo detto e soprattutto il nostro sangue morlacco. E il sangue morlacco, che sarà l'ingrediente principe. Certo. E allora iniziamo con la preparazione di questo piatto. Allora Emanuele, da dove partiamo per la preparazione del nostro fegato? Allora, innanzitutto la cosa importante è che la cipolla sia ben cotta, perciò andremo a cucinarla con qualche minuto di anticipo, magari con qualche fogliolina di alloro. Ecco, quindi una padella dell'olio. Pochissimo, l'olio basta pochissimo, Giusto un filino. perché tanto la faremo cuocere molto lentamente. Molto lentamente. Mi dicevi che deve cuocere abbastanza, vero? Sì, deve essere ben cotta per non prevalere, per non essere troppo presente, diciamo, nel gusto del piatto. La facciamo cuocere delicatamente con un goccino di liquore, possiamo aggiungere anche vino bianco o acqua per farla cucinare bene lentamente, diciamo per un quarto d'ora circa. Noi ci siamo già preparati. Per praticità l'abbiamo già preparata. Già cotta, e quindi andiamo già ad aggiungerla. Andiamo già a preparare il nostro fegato. La padella sempre ben calda. Che mi dicevi è importante. Certo, per cucinare bene. Andiamo sempre a mettere un goccino di olio e burro. Aggiungiamo la cipolla che abbiamo cotto precedentemente con un goccino di liquore morlacco. Così la facciamo prendere
temperatura, a parte che è già calda, e andiamo ad aggiungere il fegato. Benissimo. Aggiungiamo il fegato. Lo facciamo rosolare un attimo. Giusto finché cambia colore, vero? Sì, deve sempre prendere un po' di colore dorato con il fuoco forte. Possiamo andare a salare a questo punto. Ecco, vediamo qui quanto sale e tu hai fatto un mix di sale e pepe. Sì, questo è un mix di sale e pepe per praticità, per l'uso che ne facciamo noi, ecco. Per avercelo già pronto. Certo. Dimmi un po', quanto sale? Ma sempre circa, credo, un 4-5 grammi qua in questo caso, diciamo un pizzichino ogni 2 persone, ecco. Ecco, che allora anche i nostri amici da casa si regolano, perché sai, il sale è sempre una questione che suscita discussioni. E andiamo ad aggiungere ancora liquore Sì, morlato. adesso si è rosolato, andiamo a mettere il Mi nostro dicevi liquore. che questo è l'ingrediente principe perché con il suo aroma dolce... E contrasta molto bene quel amarognolo leggero del fegato. Ecco, e mi spiegavi che è una rivisitazione del classico Sì, fegato alla veneziana. esatto. Quindi ancora una volta un piatto legato alla tradizione veneta. Certamente, voi che dell'antica trattoria Ballotta ne fate giustamente il vostro vanto, questa rivisitazione delle tradizioni. Ecco, volendo, a questo punto si può anche lasciare così, o per avere un sughetto un pochettino più... Più sfizioso. Esatto, anche più cremoso, diciamo, si può aggiungere un po' di sugo di carne, Ecco, di sugo di arrosto. Prima la salsa d'arrosto che ci eravamo già preparati in precedenza. Ecco, Ecco, anche così qui ne circa hai messo qualche cucchiaio 4 cucchiai. e lasciamo insaporire il tutto. Lasciamo Per cucinare quanto lo facciamo cuocere? pochissimo, 1 minuto o 2 ancora. Ed il nostro fegato sarà finalmente pronto, Pronto quindi per noi essere andiamo ad mangiato. impiattare. Il nostro fegato è finalmente pronto, noi andiamo ad impiattare. Con che cosa lo accompagniamo? Accompagniamo con la classica polenta, Anche qui tradizione veneta in pieno. certamente. Ecco, andiamo a disporre a quadrato la polenta, potete utilizzare anche questo suggerimento del nostro Emanuele per rendere più bello il vostro piatto e disponiamo al centro il nostro fegato. Sì, aggiungiamo anche un po' di verdura cotta che noi abbiamo preparato in questo tegamino, una ciliegina sempre con il nostro liquore di decorazione e il nostro marchio. E qui abbiamo esattamente il marchio del che ci chilometro ricorda zero. che questo è un piatto del percorso chilometro zero realizzato in collaborazione con Coldiretti e Regione Veneto, un vanto per l'antica trattoria Ballotta, e voilà, direi che non ci resta che mangiare il nostro fegato, e finché noi ci gustiamo questo delizioso piatto io voglio un'anticipazione su che cosa andremo a preparare domani. So che si parlerà di dessert, vero? Restiamo sempre sul classico, il classico biscotto veneto, i saetti. I saetti, allora se anche voi siete curiosi di conoscere qual è la ricetta dei saetti, seguiteci domani, sempre qui, dall'antica trattoria Ballotta. We get it almost every night when that moon is